Benvenuti da Mimmo Vita a questa nuova puntata di Veneto Agricoltura Channel che come sapete questa settimana si sta occupando della congiuntura. Cos'è la congiuntura? Soprattutto la congiuntura agricola, sostanzialmente per dire come sta andando il settore o in questo caso come è andato il settore agricolo 2020. Tengo la mascherina in mano perché cerchiamo di restare distanziati col dottor Nicola Severini che è qui al mio fianco, che avete già visto in particolare sulla questione della pesca. Torniamo con lui in questo nostro penultimo incontro, domani vi daremo la sintesi finale, loro stanno terminando il loro lavoro e sono molto bravi, allora per capire com'è andata l'agricoltura veneta nel 2020 sono i dati finali che Veneto Agricoltura, voi sapete, presenta tutti gli anni, quest'anno in una forma un po' diversa perché appunto siamo ancora in tempo di Covid. Allora, dottor Nicola Severini di Veneto Agricoltura, come è andata per quanto riguarda il settore in generale della frutticoltura? E la frutticoltura in questi casi ovviamente mette insieme la frutta, quindi i vari alberi da frutta, la frutta in guscio, quindi la frutta fresca, la frutta in guscio e l'ulivo, ma anche la viticoltura, anche qui fa parte di questo grande comparto, ma ne parleremo per ultimo, la viticoltura. Ma adesso sentiamo un po' com'è andato l'anno scorso questo settore in generale. Allora, quest'annata per le piante frutticole sostanzialmente è una buona annata dopo una non felice annata 2019. Infatti parliamo di un comparto importante con superfici investite a piante frutticole per oltre 116.500 ettari che sono in crescita del 3%. Di questo comparto la parte riguardante le frutticole fresca, quindi drupacee, pomacee ed altre, quindi mele, pesca, albicocche e quant'altro, certo. Hanno una superficie totale di 16.600 ettari circa, superficie che in calo in questo caso invece del 3,8%. Teniamo conto che la frutta fresca rappresenta in termini di superficie il 14% circa dell'intera superficie a piante da frutta, visto che invece la vite, che fa parte del comparto, da sola rappresenta come superficie l'80% delle superfici investite in Veneto. Ecco, fermiamoci un attimo, poi la vite la vedremo perché della vite se ne parla molto, ma forse è bene sapere che il Veneto è anche un grande produttore di frutta, sì. Ecco, ma va anche detto, questo lo dico per onore di cronaca, quest'anno il Veneto sta pagando anche come un po' gran parte della pianura padana, e quindi vedremo l'anno prossimo i dati, ma per il 2021 noi abbiamo veramente delle perdite molto forti, soprattutto per quanto riguarda pesca e albicocche, in forza di questa gelata che c'è stata ad aprile, sì, e che ha veramente messo in ginocchio il comparto. Allora, abbiamo detto della viticoltura, non parliamo ancora della vite, state lì ancora un attimo ad ascoltarvi, poi parliamo di ulivo allora. Sì, allora per quanto riguarda invece in termini di produzione, la produzione totale del comparto della frutticoltura nell'ultimo anno ha segnato 1,9 milioni di tonnellate, con una crescita generale del 12,8%. Crescita per quanto riguarda il solo settore della frutta fresca che ha prodotto per 441.000 tonnellate. In questo caso la crescita è maggiore, quindi si arriva anche al 29,4%, però questo comparto rappresenta il 23% sul totale. Per quanto riguarda l'olivo, rispetto all'annata Horribilis 2019, quest'anno c'è stato un boom produttivo. Infatti la produzione è salita del 561%, quindi è un'annata sicuramente di carica per la coltura dell'olivo. L'olivo è importante soprattutto per alcune aree come quella del Garda, ovviamente i Colli Ugani, alcuna parte dei Colli Iberici, poi per esempio tutta una zona trevigiana legata appunto attorno al Grappa e altre realtà. Sì. Abbiamo due DOP, la DOP del Garda e anche quella del Veneto, quindi l'olivo è molto importante, è una cultura che sta dando soddisfazione, come avete sentito è ciclica, e il 2019 era andata così, l'anno scorso è iniziato molto bene. Molto bene. E sì, terminiamo allora con il vino, quindi con l'uva, quindi con gli alberi da uva. Sì. Per quanto riguarda la vite, la produzione dell'ultimo anno ha segnato
1,4 milioni di tonnellate con più 6,9% rispetto all'anno precedente, produzione che rappresenta il 75% dell'intero comparto frutticolo. Anche i prezzi hanno tenuto bene, infatti sono quasi tutti un aumento i prezzi delle colture arboree, con un range di crescita che va dal più 3,7% del melo al più 46,3% del pesco. Quindi parliamo di buoni risultati sul piano delle quotazioni unitarie della frutta. Anche quello che è il fatturato, quindi parliamo della produzione ai prezzi di base, è un aumento per il comparto frutticolo veneto, un aumento del 23,6% per il comparto della frutta fresca, mentre l'insieme, quindi considerando anche la vite, si va oltre il 16%. La vite che da sola rappresenta 1,15 miliardi di euro prodotte, quindi l'81% dell'intero comparto frutticolo. Ecco, noi abbiamo capito quanto è importante l'uva e il vino in generale per l'agricoltura veneta, veramente dà anche grandi soddisfazioni anche economiche, ma non solo, sono anche grandi soddisfazioni qualitative di riconoscibilità anche del territorio veneto, della produzione veneta in Italia e nel mondo. Allora grazie a Nicola Severini, al dottor Nicola Severini, per questo quadro veloce di questo ultimo comparto, perché domani avremo il quadro finale, quindi l'appuntamento è con Veneto Agricoltura Channel, domani stessa ora. Mimmo Vita vi saluta, arrivederci.